Deceduti nel reparto di rianimazione dell'Annunziata di Cosenza 2 pazienti positivi al Covid. Si tratta di un 73enne di Buonvicino e di un 73enne di Corigliano Rossano. Salgono a 100 in Calabria le vittime all'inizio della pandemia. Oggi 15 nuovi positivi. Obbligo di mascherine all'aperto, Santelli, ordinanza necessaria, bisognava dare un segnale, troppi assembramenti. Danni e disagi a causa del maltempo in Calabria, tromba ad Aria Gioia Tauro e i primi fiocchi di neve in Sila. Serie e docufiction per la Film Commission in Calabria, presentato il programma il commissario Minoli, obiettivo creare un'industria dell'audiovisivo. Cosenza pareggia all'esordio in casa con Lentella, il vantaggio della regina all'Arechi dura solo un minuto. Buonasera dalla redazione TG10, la pagina Covid in primo piano in questa edizione del telegiornale, 2 nuovi decessi in Calabria, decessi a Cosenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata, 2 pazienti positivi ricoverati da tempo, si tratta di un 73enne di Buonvicino, 72enne di Corigliano Rossano e salgono dunque a 100 in Calabria le vittime dall'inizio della pandemia. Altri 2 pazienti positivi al coronavirus sono deceduti in Calabria. Entrambi erano ricoverati nel reparto di rianimazione dell'Annunziata di Cosenza. Nella notte è deceduto Vincenzo Ricca, il 73enne di Buonvicino, piccolo comune che si affaccia sul Tirreno cosentino dove nel giro di poche settimane si sono registrati 10 casi di positività al Covid. L'uomo aveva un quadro clinico già compromesso. Dopo 3 settimane di ricovero all'Annunziata di Cosenza le sue condizioni si sono aggravate e nella notte il suo cuore si è fermato. Questa mattina invece alle 8:45 è deceduto anche Francesco Maiolino, il 72enne di Corigliano Rossano, ricoverato all'Annunziata da alcune settimane. In Calabria salgono così a 100 i decessi dall'inizio della pandemia e intanto si allarga il contagio da Mantea. Nelle ultime ore altri 2 tamponi sono risultati positivi. Si tratta di un immigrato e di un dipendente di un'azienda agricola della zona. Situazione che desta molta preoccupazione. Sono risultati invece tutti negativi tamponi effettuati sugli alunni e sul personale della scuola paritaria di Cosenza dove un'insegnante era risultata positiva al coronavirus. Una vicenda che aveva suscitato molta apprensione visto che la donna era andata al lavoro senza aspettare l'esito del test poi risultato positivo. Si tira dunque un sospiro di sollievo. Preoccupa invece il focolaio alla palestra di Catanzaro. Si registrano infatti 4 nuovi casi. I contagi rientrerebbero nella rete dei contatti avuti dai 2 istruttori nei giorni scorsi risultati positivi al tampone. E vediamo adesso il quadro generale in Calabria. In Italia oggi c'è un lieve calo dei contagi con 3.000 tamponi in meno, ma comunque sopra i 100.000 per quanto riguarda gli esami effettuati nelle ultime 24 ore, 17 i decessi. In Calabria è un più 15 positivi. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 193.439 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.921, più 15 rispetto a ieri. Quelle negative sono 191.518. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro 10 in reparto, 2 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare, 198 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 11 in reparto, 119 in isolamento domiciliare, 482 guariti, 36 deceduti. A Reggio Calabria 7 in reparto, 98 in isolamento domiciliare, 330 guariti, 19 deceduti. A Crotone 22 in isolamento domiciliare, 117 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 2 in reparto, 21 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti. Da altra regione o stato estero 251, nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri all'ospedale di Catanzaro sono 10, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati dall'azienda ospedaliera di Cosenza sono 11, di questi 3 sono non residenti, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. A Cosenza oggi si registrano 7 nuovi casi, 4 con indagine epidemiologica in corso, un contatto di caso noto, 2 positivi al test sierologico, di cui un insegnante. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2019. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.
E c'è un nuovo caso di contagio a Cassano allo Ionio, lo rivela il sindaco Papasso. Si tratta di una persona positiva, una concittadina residente a Sibari, signora che rientrava da fuori regione ed è in quarantena obbligatoria naturalmente con i suoi familiari. Intanto la governatrice Santelli spiega i motivi che hanno portato all'emissione dell'ordinanza che dispone l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Bisognava dare un segnale, dice, troppi assembramenti. Ieri l'ordinanza emessa dal Presidente Santelli in cui si stabiliscono nuove norme di comportamento e attenzione per scongiurare un incremento di casi nella nostra regione. Serve buonsenso e più serietà da parte di tutti. Abbiamo piccoli focolai, ma soprattutto abbiamo l'inizio delle scuole e abbiamo l'inizio dell'autunno. Quindi senviva un segnale di attenzione e di accortezza a non dimenticare delle norme. Mi hanno molto spaventato gli assembramenti che ho visto anche serali nelle città. Guai a parlare di gestione sbagliata, la Santelli spiega le ragioni del provvedimento. Stiamo convivendo da marzo con una tempesta e stiamo seguendo l'evoluzione. Non c'è una risposta che da marzo è valida. Le risposte devono essere modulate rispetto al periodo che si vive. Sulla possibilità di istituire nuove zone rosse in Calabria, sentite le parole della Santelli. No, non rispondo su questo perché sono scaramantica. Danni e disagi, cambiamo argomento, causati dal maltempo in Calabria. Una tromba d'aria ha causato molti danni al porto Gioia Tauro, praticamente ribaltando circa 300 container e sono caduti i primi fiocchi di neve in Sila. Eccoli i container rovesciati dal maltempo che nelle ultime ore sta interessando la Calabria. Questo è il porto di Gioia Tauro e dalla tarda serata di ieri nella piana si è abbattuta una tromba d'aria con venti molto forti. All'interno del porto una raffica di vento di particolare intensità ha fatto piegare e buttato giù un'intera fila di container vuoti. L'attività dello scalo, prima momentaneamente sospesa, è ripresa con il turno di servizio dell'1 di notte. Non sono stati segnalati danni alle persone. Attualmente sono in corso verifiche e controlli in tutta l'area portuale. Danni e disagi anche sulle strade per la presenza di alberi sradicati e cartelloni pubblicitari divelti. Pioggia e vento forte nella notte e in mattinata nel resto della regione, dove le temperature sono scese di diversi gradi. Mareggiate si sono segnalate sulla fascia tirrenica, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Queste invece sono le immagini che ci arrivano dai nostri esperti di meteo in Calabria e che mostrano i primi fiocchi di neve a Monte Botte Donato in Sila, a 1900 metri di altezza. Fiamme nella discarica del Vetrano a San Giovanni in Fiore, chiusa ormai da alcuni anni. Vetrano è stata riaperta con ordinanza regionale il 21 marzo scorso per fronteggiare l'emergenza Covid. Si sospetta che il fuoco sia di origine dolosa e non è l'unico episodio di incendio in impianti e in discariche. Torniamo a Siderno per parlare dell'ultimo incendio che c'è stato. Resta alta l'attenzione sull'impianto di conferimento di rifiuti di tipo umido che si trova nella frazione di San Leo a Siderno. L'impianto, lo ricordiamo, giovedì pomeriggio è stato colpito da un incendio che ha devastato un capannone, ma soprattutto ha provocato la creazione di una nube che si presume altamente tossica. Le autorità sanitarie e politiche stanno ovviamente monitorando la situazione. Chiaramente in questa fase si punta ad evitare danni ai cittadini perché una nube di questa portata può provocare problemi alla salute. Ieri per esempio a Locri è stato improvvisamente deciso di chiudere le scuole ed è stata invitata la cittadinanza a restare per qualche ora all'interno delle proprie abitazioni. Insomma, il rischio e l'allarme sono stati notevoli, però il contenimento dei problemi è un dato certo grazie al lavoro certosino che hanno fatto pompieri, forze dell'ordine ed autorità. L'inchiesta che certamente ci sarà dovrà verificare se l'incendio abbia una natura dolosa oppure no. Bisogna anche considerare che la prima ipotesi viene maggiormente valutata, però non si può dire altro perché gli elementi che verranno acquisiti potranno chiarire al meglio la situazione. Oggi anche scuole chiuse, lunedì si dovrebbe tornare alla normalità per la Locride, ma per Siderno soprattutto è stato un brutto colpo, su questo non c'è alcun dubbio.
Serie e docufiction per la Film Commission in Calabria, ha presentato il programma e il commissario Minoli, obiettivo creare un'industria dell'audiovisivo. Serie e docufiction per la Film Commission in Calabria, conferenza stampa a Catanzaro questa mattina per illustrare il programma e il nuovo commissario Giovanni Minoli, che la governatrice Santelli definisce un mostro sacro, bollando come inutili le polemiche sul nuovo commissario della Film Commission. Si apre dunque una nuova era, è stato sottolineato nel corso dell'incontro con i giornalisti. Obiettivo: creare un'industria dell'audiovisivo seriale di livello internazionale. Io sono qui se riesco a costruire un'industria dell'audiovisivo seriale di livello nazionale e internazionale, se no non mi interessa. Da dove voglio iniziare? Dalla progettazione della costruzione della grande avventura della serialità. Torniamo a occuparci della storica visita dell'ufficio di presidenza della Regione Calabria al Santuario di Paola, impegni concreti e non assistenzialismo, e quanto chiesto dai frati alle istituzioni. Il Santuario di Paola vuole continuare a promuovere il vero volto della Calabria, lo ha detto chiaramente il provinciale dei Minimi, padre Francesco Trebisonda, al presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini e allo staff dell'ufficio di presidenza della Regione Calabria. D'altronde la visita, che passando dal chiostro e attraversando i corridoi dal soffitto affrescato, soffermandosi sull'antico corillegno fino a giungere alla maestosa biblioteca dai volumi rari, ha mostrato un luogo evidentemente sconosciuto a tanti che, smartphone in mano, come turisti ne hanno fotografato le bellezze. Eppure la struttura sacra è lì da 600 anni. Noi, ha detto ancora padre Trebisonda, siamo il prolungamento delle braccia di San Francesco. Il riferimento, le braccia, non casuale, perché il fondatore dei Minimi nel costruire il santuario ha creato tanti posti di lavoro. Allora eccola la proposta concreta dei Minimi: potenziare questa eccellenza calabrese innescando sviluppo. Speriamo di poter dare delle risposte, soprattutto cercando di evitare quelle dinamiche che vanno a nutrire un assistenzialismo inutile, sterile, fine a se stesso. Da questo luogo è il mio augurio, ma anche l'augurio di tutti i frati di questa comunità, è che si possa ripartire dando soprattutto in questo momento di Covid decoro e dignità alla nostra terra. 2 milioni di visitatori censiti dai frati, l'avvio dei cammini di San Francesco a cui si sta lavorando. Uno esiste già, lo ha creato un'associazione che porta il nome del taumaturgo calabrese, una iniziativa interessante tanto da aver trovato spazio su un quotidiano come Repubblica. Creare lavoro e cambiare la narrazione di una terra che è anche altro, questo hanno chiesto i frati alla regione. Il presidente Tallini si è impegnato per conto dell'ente supremo calabrese a promuovere e valorizzare, sono parole sue, il luogo quale sito di straordinaria bellezza culturale e architettonica, fonte di spiritualità per tutti i calabresi. Spetterà al sindaco di Paola Roberto Perrotti e al consigliere regionale Graziano Di Natale, che nella città del Tirreno vivono, vigilare affinché alle parole seguano i fatti. Le cooperative rappresentano oggi nel nostro Paese un pezzo rilevante dell'economia. A Catanzaro l'Assemblea regionale di Lega Coop. Lavoro sostenibile, economia circolare, innovazione e tradizione, il tema dell'Assemblea regionale di Lega Coop che si è svolta a Catanzaro. Le cooperative, è stato sottolineato, rappresentano oggi un pezzo rilevante dell'economia e anche nei lunghi, difficili mesi del lockdown le imprese cooperative hanno dato un loro importante contributo. La cooperazione si è spesa tantissimo a superare questo periodo di forte difficoltà. Pensiamo alle cooperative che hanno aiutato parecchia gente nella distribuzione dei buoni pasto, del segretariato sociale, quelle cooperative sociali, ma anche le cooperative di produzione e servizi che hanno diversificato la loro attività adattandola alla produzione di dispositivi di protezione e di sicurezza. E più tutti gli aiuti che sono pervenuti dal nostro movimento cooperativo, dal settore agroalimentare, con gli aiuti alimentari alle persone, perché in questa crisi abbiamo visto un effetto particolare che è quello del divario, del gap che è aumentato tra il nostro mezzogiorno, i nostri territori e il resto d'Italia e dell'Europa. Una disuguaglianza che lo Svimez ha
riportato nella sua relazione del 2020, del 2020, dicendo che bisogna colmare questo tipo di disuguaglianza. Il movimento cooperativo è un soggetto che spesso è riuscito a saturare proprio questo gap, questo distacco che c'è tra il nostro territorio e il resto dell'Italia. Andiamo in Sila per le 2 giornate dedicate alla riscoperta e alla valorizzazione della storica tratta che collega Cosenza e San Giovanni in Fiore. Oggi un viaggio sul trenino a vapore. Nonostante la pioggia ha riscosso un grande successo la prima delle 2 giornate organizzate per conoscere e valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della nostra terra. Un viaggio sullo storico trenino a vapore per riscoprire territori attraversati dall'antica ferrovia che collega Cosenza a San Giovanni in Fiore. La soprintendenza appunto col Ministero dei Beni Culturali ha a cuore questo territorio che è contaminato, bello, suggestivo e intende tramite un vincolo paesaggistico monumentale far sì che venga tutelato in tutti i modi e maniere questo tratta ferroviaria che è una tratta storica. Questa tratta ha fatto sì che ci si potesse spostare, che ha fatto progredire questi territori, anche se adesso con le velocità attuali praticamente è cambiato moltissimo il modo di muoverci e roba del genere. Io penso che questo debba restare patrimonio di tutte le future generazioni. Obiettivo dell'iniziativa: implementare e valorizzare la tratta turistica. Abbiamo interlocuzioni con la Regione che ha dato apertura affinché tutta la linea turistica che va da Cosenza fino a San Giovanni in Fiore sia implementata e si ritorni quindi a fare tutto il percorso, quindi con miglioramento anche della manutenzione e quant'altro, e che questo dovrebbe permettere sostanzialmente di valorizzare maggiormente il territorio e un patrimonio storico come appunto quello del territorio della Sila. Questo è l'obiettivo principale. Abbiamo avuto già riscontri positivi da parte del Presidente Santella e della Regione e quindi auspichiamo che al più presto possano iniziare i lavori per la ripresa di questa linea turistica storica. Sullo sport il calcio cominciamo con la Serie BKT e con il Cosenza, esordio al San Vito Marulla contro l'Entella, così come è stato nel post-lockdown, questa volta però è finita in parità. Non poteva essere il Cosenza di 2 mesi fa, quello messo in vetrina dalla BBC, semplicemente perché, dopo la breve pausa, l'11 di Occhiuzzi è ancora in rodaggio e perché non tutte le caselle sono state colmate nella sessione di calciomercato aperta fino al 5 ottobre. Ma quello visto all'opera con la Virtus Entella, squadra rodinata ma anch'essa priva di pedine importanti, a tratti ha convinto, lasciando intravedere buoni margini di miglioramento. Si è vista la solita difensiva, con Ingrosso, unica new entry, e la sintonia a centrocampo, con il collaudato duo Sciaudone-Bruccini, coadiuvato da Bittante e Corsi. In attacco Baez ha ispirato Carretta e Litteri, che si sono trovati davanti, quasi sempre pronta, la rocciosa difesa ligure. È mancata la brillantezza e quel pizzico di qualità in più che probabilmente arriverà nei prossimi giorni, insieme all'affiatamento di elementi come Sacco e Gliozzi, intravisti all'opera nel secondo tempo. Eppure il Cosenza il gol l'ha sfiorato con una bella azione conclusa da Bittante, apparso già in condizioni soddisfacenti, con il diagonale sporcato da Borra e finito a centimetri dal palo. Il vantaggio forse avrebbe riacceso la magia del post-lockdown e di sicuro costretto Tedino a scoprirsi un po' di più, lasciando spazio ai lupi, spesso imbrigliati e vuotati al lancio lungo. Invece il secondo tempo è stato più difficile per il Cosenza e meno produttivo. L'Entella non ha comunque sfondato nelle fasi finali e toccato ai rossoblù provare l'ultimo assalto in una gara sostanzialmente equilibrata, ma Sacco non ha agganciato un pallone soltanto sfiorato dagli Gliozzi, facilitando il compito di Borra. Mercoledì la gara di Coppa Italia al Marulla contro l'Alessandria, poi in trasferta a Ferrara con la SPAL. Sicuramente l'ordine, l'equilibrio, anche se forse negli ultimi 10 minuti l'abbiamo perso un po' quest'ordine, però in tutta la gara la gestione delle fasi che parlavo già in conferenza, essendo una partita di inizio stagione devi badare più a determinate cose che ad altre. Ho lavorato molto in questo periodo sull'occupazione degli spazi del campo, perché è un modulo che deve occupare bene gli spazi, soprattutto in contrapposizione ad alcuni moduli tipo quello di oggi, e l'applicazione tattica dei ragazzi mi è piaciuto un sacco. E adesso la Regina, che tiene testa alla Salernitana, rischia qualcosina soprattutto all'inizio, poi va in vantaggio illusorio, dopo un minuto pareggia Casasola.
All'Arechi comincia il campionato di Salernitana e Reggina e finisce in parità. Nel primo tempo la Salernitana a rendersi più pericolosa, approfittando della timidezza della Reggina al debutto in Serie B, con le occasioni di Cupiz e Schiavone. Col passare dei minuti cresce anche la squadra Amaranto, capace poi di mettere in difficoltà l'avversario per lunghi tratti nel secondo tempo, grazie al gioco sulle fasce e alla costruzione dal basso. Ed è proprio su una sponda delle retrovie che nasce il gol di Menez, capace di battere in velocità la difesa avversaria e portare la Reggina in vantaggio. La gioia per la squadra di Toscano dura pochi secondi. Sulla ripartenza offensiva è Casasola a estrarre dal cilindro un tiro cross imparabile a pareggiare subito i conti per la Salernitana. Nel finale, grande opportunità per Menez e Tutino, ma alla fine un punto va bene ad entrambe le squadre. La Salernitana dimostra di poter reagire al periodo complicato con la forza del gioco e delle qualità tecniche dei suoi giocatori, in particolare Cicerelli e Tutino. La Reggina invece affronta bene il suo ritorno nella serie cadetta, con l'atteggiamento giusto e la voglia di sorprendere. Nel prossimo turno la squadra di Castori andrà in trasferta a Verona contro il Chievo, mentre la Reggina ospiterà al Granillo il Pescara. Adesso il calcio a 5 con la presentazione della pirossigeno. Ai nastri di partenza nel campionato di A2 di calcio a 5 la città di Cosenza Pirossigeno si prepara a questa nuova avventura. In pochi anni hanno raggiunto traguardi ambiziosi e l'obiettivo è portare sempre più in alto i colori della città e togliersi ancora soddisfazioni. L'obiettivo è quello quest'anno chiaramente di fare un campionato, una salvezza tranquilla e poi un domani, ma non è facile perché Cosenza il futsal non è che sia tanto conosciuto, però cerchiamo di cercare di migliorare. Chiaramente, come hai detto tu, stiamo valorizzando anche le persone di Cosenza stesso. Quest'anno abbiamo un po' alzato l'asticella, abbiamo 5 stranieri, 2 spagnoli, un argentino, un brasiliano e anche il capitano della nazionale dell'Uruguay, quindi l'asticella si è alzata, cerchiamo sempre di migliorare. La presentazione della squadra stampa e pubblico nello splendido scenario del chiostro di San Domenico a Cosenza, presenti i vertici societari e tutto lo staff tecnico, un mix di giovani ma anche di calcettisti di esperienza sotto la guida tecnica di mister Leo Tuoto. Sono orgogliosissimo di essere tornato nella mia città ad allenare la squadra della città e la Pirossigeno in modo particolare, perché veramente un gruppo eccezionale, un presidente, i presidenti, veramente due persone carissime che ci stanno dando veramente tanto. Noi dobbiamo ricambiare naturalmente con i risultati. Il campionato è difficilissimo. Gli obiettivi ovviamente sono una veloce salvezza. Poi vediamo man mano che problemi ci presenterà il campionato. Vediamo di capire anche le altre formazioni che livello di squadra hanno costruito e cercheremo sicuramente di dare più soddisfazioni possibili al nostro Presidente, alla nostra società e alla nostra città. Quindi il mio desiderio, il mio sogno in questo momento sarebbe quello di lottare per i playoff. Sarebbe veramente un bellissimo regalo agli sforzi fisici ed economici che questa società sta facendo per noi, ecco. Previsioni del tempo, non dà tregua a questa perturbazione che sta circondando la Calabria. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. È in atto un sensibile peggioramento delle condizioni meteo sulla Calabria, più accentuato sui settori occidentali della regione. Si tratta di un deciso affondo di flusso perturbato atlantico direttamente nel cuore del Mediterraneo. Un guasto destinato a protrarsi almeno fino a tutta la giornata di lunedì, sebbene non mancheranno delle temporanee tregue con schiarite. Domani variabilità per l'intera giornata con locali rovesci al mattino su Vibonese e Reggino e sui versanti tirrenici in genere. Non mancheranno ampie schiarite nel corso della giornata, specie sui versanti ionici. In serata nuovo deciso peggioramento un po' su tutta la regione con rovesci anche a carattere temporalesco. Fenomeni forti potrebbero concentrarsi sul Cosentino, area interna del Vibonese e Reggino. In sconfinamento verso Catanzarese Ionico e Basso Crotonese. Temperature in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani venti ovunque dai quadranti meridionali moderati, con mare da agitato a molto mosso il Tirreno, poco mosso il Golfo di Corigliano, mosso nei rimanenti settori ionici. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com
e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.